nostro viaggio continua nell'Alta Baronia, più precisamente a Lodè. Quella che vedete alle mie spalle è la Domus de Janas Jan Riavula, costruita dall'antica civiltà sarda più di 5.000 anni fa. Più precisamente si tratta di un ipogeo isolato che si trova nella parte nord-est del territorio di Lodè. Nella Domus de Janas si può intravedere il dromos, che conduce ad un'anticella, attraverso la quale si può accedere a due ambienti. Il primo è composto da un basso rilievo a fasce. La Domus de Janas è stata realizzata su un banco di roccia granitica. La domanda più comune che viene da porsi quando si vedono queste bellissime opere è come una civiltà così antica sia riuscita a lavorare una pietra così dura solo unicamente attraverso l'utilizzo di attrezzi in rame e in pietra. Una delle risposte che ci viene data è che è stato utilizzato il fuoco, ma il fuoco crea solo lo spaccamento della pietra e non l'ammorbidimento, quindi comunque la lavorazione resta sempre difficile. Tutto questo ci fa capire che ancora oggi è difficile sapere esattamente come siano riuscite queste civiltà a realizzare queste opere bellissime, anche perché il lavoro che dovevano svolgere era veramente duro e in luoghi angusti e assolutamente scomodi.